Buonasera a tutti e ben ritrovati al Cesare's Corner. Io al solito saluto i miei nonni Bruno e Gabriele, zia Vallì, Teresina e Scandierri. Allora, il corner di oggi sarà l'intervista all'artista Alfredo Pini. È un'intervista particolare, diversa dal solito, perché intanto si divide in 3 sedi, quindi non era mai successo un corner di spaziare così tanto dai luoghi, gli ambienti, le occasioni espositive diverse, quindi mi ha offerto anche modo di presentare non solo una mostra, ma addirittura 2 mostre, più all'inizio il corner, quello più biografico. Quindi il corner sarà abbastanza lungo, questa intro molto più breve per stare dentro i tempi. Si parla di un'ora piena di intervista, in cui nella prima parte ci sarà la parte biografica girata nel suo studio a Ferrara, la seconda parte una mostra a Villa Morosini che si è tenuta ormai un mese fa, è conclusa, però ne parliamo perché è stata una mostra molto interessante che si trovava appunto a Rovigo, in provincia di Rovigo. La seconda mostra invece, che è ancora in corso e sarà visibile per tutto il corso dell'estate, che si trova a Venezia, all'hotel All'Angelo. Nelle varie occasioni abbiamo fatto delle riprese sia della mostra sia dei pezzi di girato di intervista. In più, siccome questo è un artista particolare, Alfredo Pini, lui, lo sentirete già nella prima parte, è un artista ma è stato anche gallerista, quindi ha una preparazione diversa dall'artista classico. Questo gli ha permesso, soprattutto nell'ultima parte dell'intervista, di girare un pezzo, sono gli ultimi 10 minuti, in cui non si parla più solo della sua pittura, come in tutto il resto del corner, delle mostre, degli stili, eccetera, ma si parla più che altro di un discorso generico sull'arte. Quindi io gli ho fatto alcune domande abbastanza rapide. Lui si è distinto rispetto a tanti altri artisti per aver messo in luce una preparazione diversa, che non è la preparazione solo appunto di un artista, ma è anche quella di una persona che ha conosciuto questi artisti, che ha fatto le mostre a questi artisti, che li ha esposti, che li ha trattati. Quindi è un profilo molto diverso dal solito, anche un profilo più completo, se vogliamo, più trasversale. Questo mi ha permesso di fare un'intervista veramente diversa da tutte le altre, quindi sono contento di mandarla in onda, non aggiungo altro perché siamo già oltre il limite. Prego regia con l'intervista. Se dovessi pensare a quando avevo 19-20 anni e a quell'età qualcuno mi avesse prospettato che nel mio futuro ci sarebbe stata quella di essere un pittore, di essere un artista, roba del genere, ho detto sì, puoi dirmi anche che farò l'astronauta, puoi dirmi anche, perché proprio non avevo nessuna predisposizione dal mio punto di vista e non mi ero reso conto fino a quel momento di avere nessun tipo di interesse riguardo all'arte. E in realtà poi col tempo mi sono reso conto che non era così, era qualcosa che era nascosto all'interno di me, nel mio animo, ma occorreva un input, un incipit, perché questo risultasse evidente, che avevo un certo sentimento. Forse l'unico che si era accorto in passato era il mio maestro all'elementare, che lui aveva visto, ne aveva parlato anche con i miei, ma secondo me lui ha una sensibilità artistica, eccetera, piccolo. Però chiuso quello, io fino a 20 anni pensavo di divertirmi alla scuola, il motorino, le feste, con gli amici, quando invece poi vivevo in un paese, intendiamoci, della bassa modenese, Mirandola, dove non ci sono gallerie, cioè non c'erano occasioni di poter venire a contatto con l'arte, con la pittura principalmente, che è la cosa che mi interessa di più. Ma quando poi, tanto cominciando a viaggiare, ero affascinato da monumenti, eccetera, ma venendo qua a Ferrara, dove ho conosciuto la ragazza che poi è diventata mia moglie, e ho cominciato a frequentare musei, in particolare il Palazzo dei Diamanti, mi sono reso conto che
stava nascendo in me qualcosa che non era un semplice interesse o una semplice passione, che fosse, cioè mi sono reso conto che non era esclusivamente guardare qualcosa come si guarda un paesaggio circostante, eccetera, qualcosa che si muoveva dentro di me. Ho avvertito naturalmente, cioè in maniera naturale, che c'era qualcosa che mi prendeva molto. Senza starmi a dilungare troppo, eccetera, fu comunque l'incontro con le opere di un artista ferrarese, Giovanni Boldini. Ecco, quello fu letteralmente un colpo di fulmine, perché pittore di fine 800 o primi del Novecento, sapeva interpretare le opere, i ritratti, soprattutto di nobili donne di quell'epoca, del mondo benestante, nobiliare di quel periodo, della Belle Époque, eccetera, in cui una parte, le parti in primo piano, le parti importanti, i volti, eccetera, erano perfettamente rappresentati ed erano magnificamente dipinti. Poi tutto il resto era lasciato apparentemente, casualmente a se stesso, abbandonato. Invece erano quelle sciabolate di colore, quelle sciabolate cose che con due pennellate, pur non rappresentando niente, ti dicevano tutto. E dentro di me avvertivo che questo mistero, questa cosa, io mi avvicinavo e vedevo che nella rappresentazione del nulla di due segni io leggevo tutto, interpretavo tutto. È stato un colpo di fulmine, ho detto lo devo fare anch'io, devo provare anch'io. Tutta la mia pittura è stata influenzata da quell'incontro alla fine. Dopo ho conosciuto, chiaramente mi si è mossa già da quel periodo lì, ma anche da prima, una fame d'arte che ha fatto sì che parallelamente ai lavori manuali, ai dipinti, eccetera, ci fosse anche lo studio delle cose. Infatti successivamente poi mi sono iscritto al DAMS, arte per l'appunto, e ho sempre proseguito studi. Ho avvertito la necessità di dover capire bene quale fosse il percorso che era arrivato fino a Boldini e da Boldini in avanti, perché è fondamentale. E allora dicevo, queste cose, queste rappresentazioni, alla fine sono rappresentazioni che io trovo equilibrate per la mia persona, mi rappresentano, nel senso che è esattamente la cosa che mi ha fatto innamorare. Non posso pretendere di dire che ci arrivo come lo faceva Boldini, però il tentativo è quello. E io, diciamo così, sono rimasto fedele a quel tipo di pittura, a quel tipo di rappresentazione, pur cambiando i soggetti, cambiando le cose, questo è quanto. La passione che mi legava all'arte ha fatto sì che a un certo momento ho fatto una considerazione. La mia vita, che fino a quel momento era rimasta, che si faceva trasportare, diciamo, dagli eventi, dalla corrente, ecco, mi ero adagiato alla vita. A un certo momento mi sono reso conto che questa passione poteva essere qualcosa che facesse decidere a me la scelta della mia vita futura. E di conseguenza è stata una scelta molto coraggiosa, però grazie anche all'aiuto dei miei genitori che mi hanno sostenuto, insomma, dietro a un attimo di perplessità, perché io ho lavorato in banca, insomma, ho fatto studi tecnici commerciali, sono ragioniere. Con gli anni lì, negli anni 70, fine anni 70, primi anni 80, nella nostra zona, Modena, era facile trovare da lavorare, ho cambiato diversi lavori come ragioniere. E mollare di tutto per dire faccio tutt'altro, apro una galleria d'arte di cui non sapevo assolutamente nulla e non ho voluto neanche informarmi di qual era il tipo di mercato, se era una cosa possibile, perché magari avrei avuto
dei ripensamenti e non volevo averne. Io ho cercato l'ambiente e dico, qua faccio quello che voglio fare. Difficoltà iniziali, ovvio, dovevo imparare il mestiere, dovevo imparare tante cose, oltre al fatto che volevo fare anche il pittore. Per cui ho cominciato a contattare gli artisti. Il primo artista è stato Eugenio Carmi. Sono andato da lui e ho comprato alcuni quadri, li ho esposti qua, poi dopo pian piano altri artisti, eccetera, e in mezzo mettevo anche i miei. Quando mi sono reso conto che comunque i miei alla gente piacevano e li comprava, sempre di più ho fatto il possibile per orientarmi verso dedicare più tempo alla pittura e meno tempo. Avevo soci, quindi non era un problema, altri si dedicavano alla galleria e io sempre più alla mia pittura, finché sì, appunto nacque la Galleria La Cerba, il nome deriva dai pittori, dalla rivista futurista di inizio secolo scorso, che è la prima rivista che ha parlato d'arte in Italia, penso nel mondo comunque. La duplice attività di artista e gallerista ha fatto sì che potessi, quella di gallerista, incontrare anche artisti di fama nazionale e non solo, tipo Mario Schifano, tipo Concetto Pozzati, Luca Linari, Bruno Cassinari, fra i primi. Fra l'altro ho cercato anche Mauro Reggiani, che era un modenese, che viveva, che poi si trasferì a Milano, chiamai per cercarlo, ma lui era morto. Io questo nel catalogo d'arte Mondadori che avevo non era segnato, per cui io telefono, chiedo, vorrei parlare con maestro Reggiani, mi risponde la figlia e fa: guardi che mio papà è morto da 5 anni. Dico, una figura di merda, cioè, però... Ho cercato di carpire non tanto i loro segreti tecnici di come si esprimessero per cercare di capire, insomma, dei segreti dell'arte, ma il loro approccio mentale all'arte. Cosa significava per loro l'arte? Ecco, questa è la domanda specifica che poi facevo con chi... Cos'è per te un tuo quadro quando tu lo dipingi? Cos'è che ti ha portato? Allora le risposte erano differentissime. Ad esempio a Linari lui prendeva come spunto la raffigurazione della Toscana del 200 e la sua riproposizione delle sue figure bidimensionali, hanno tutta una origine della Toscana, della pittura fiorentina, senese del 200 e del 300, riportano a Giotto, eccetera. Cecobelli per lui era l'equilibrio assoluto delle figure, ogni spazio doveva essere letteralmente suddiviso e speculare una metà rispetto all'altra, proprio per avere questi equilibri, eccetera. Sostanzialmente mi sono reso conto, e lì è stato il grande insegnamento, mi è venuta in mente una lettura che avevo fatto nelle prime letture di Friedrich, e diceva: non è tanto importante quanto l'artista, il pittore, rappresenti in maniera perfetta la natura o quello che lo circonda. Conta che l'artista, quando ha compiuto un'opera, veda in quell'opera quasi uno specchio di se stesso, cioè che l'opera lo rappresenti nei sentimenti, lo rappresenti nell'animo, lo rappresenti nel suo pensiero. Allora, quando l'artista riesce a identificarsi nell'opera che ha fatto, non importa quanto sia, diciamo, preziosa, bella, interessante, conta quello. Quando l'opera è sincera,
allora stai tranquillo che il lavoro è fatto. Cioè, questo è, io ho aggiunto quest'ultima parte, però sostanzialmente questo diceva Friedrich. E l'ho capito anche chiaramente parlando con questi artisti, che ognuno andava a cercare il proprio concetto di arte dentro se stesso. E io non dovevo fare altro che fare la stessa cosa. Quando ho capito questo, ho capito che alla fine l'arte è un mettersi a nudo, un rapporto, diciamo, con la tela in cui tu parli di te stesso, ecco, e trovi altre persone che possono condividere. Questo succede anche nella musica. Tu vedi chiaramente che Vasco Rossi, ad esempio, parla di se stesso, però parla a tutti. È qualcosa così come lo faceva Battisti. Così come invece non lo facevano, non faccio nomi, artisti con una voce incredibile, con qualità tecniche eccezionali, ma portate all'autocelebrazione, alla celebrazione proprio della propria voce, della propria arte. Battisti non aveva una voce così, o anche Gaber o anche Iannacci, ma erano 1000 volte più artisti di alcuni che non nomino. Sono nati circa 15-16 anni fa, nel momento in cui ho avvertito nettamente che stavo vivendo un periodo, cioè tutti stavamo, ma io personalmente ho avvertito che i tempi correvano con una velocità talmente elevata rispetto a quelli precedenti, non da un giorno all'altro, naturalmente è una cosa che è stata graduale, ma io l'ho avvertita in quegli anni lì, quando diciamo anche la tecnologia sempre più dominava la nostra vita, che prima questa tecnologia che è inarrestabile, che continuamente ti obbliga ad assecondarla, ad apprendere determinate cose senza le quali non puoi più vivere. Ecco, quindi è una vita che si muoveva, poi non è che una volta imparato queste cose dici, boh, ho imparato, siamo a posto. No, tu le hai imparate ma il giorno dopo cambiano. Allora devi impararne di nuove, devi ricominciare. Ecco, questa sensazione qua io l'ho avvertita netta e ho voluto raffigurarla, diciamo, attraverso opere che raccontassero una vita urbana, che è il nostro luogo dove noi normalmente viviamo, dove non fossero ben identificabili gli edifici. Adesso questo qua alle spalle è un attimino più presente, e anche questo, altri invece si vede molto di più questo dinamismo, questa fluidità di cui tu parlavi, dove tutto è semplicemente solo accennato e anche le automobili sono dei piccoli segni, magari dopo c'è anche qualche quadro più rappresentativo. Questo in realtà, perché ovvio, uno pensa, io penso a questo tipo è la cosa che diciamo noto di più, e tendenzialmente se devo fare una città con automobili eccetera, lo faccio a quella maniera, ma a volte mi viene da soffermarmi su altre cose. Ad esempio questo qua, un attimo prima, è un quadro insolitamente coloratissimo rispetto a quelli che sono i miei standard, ed è un'ipotetica New York. Sì, lo è, però gli edifici sono presi in maniera sparsa, ho creato un'ambientazione un pochino ibrida. Ma ci sono due piccoli liquidi edifici che sono le Torri Gemelle. Sono quasi come dei fantasmi, quasi dei predestinati ad essere abbattuti. Questo era un attimo prima, tutti i colori, tutta la vita scorreva normale, un flash però già ci sono i lampi nel cielo che alludono sia a una catastrofe, un temporale improvviso, metaforico, che da lì a poco sarebbe venuto, ma anche ad un mondo, io queste pennellate qua nel cielo le metto comunque abbastanza soventemente, ad una tecnologia che domina, che ci sovrasta, che è nel cielo, è sopra di noi, ecco.
E appunto un attimo prima, questo è un quadro che dà felicità, che dà gioia nel vederlo, è colorato e tutto, però un attimo dopo è la tragedia, questo è il concetto. Quest'altro, io chiamo queste opere sorvolando sui particolari, tutti, rappresentano un ciclo, sono le vedute dall'alto, per cui il titolo è abbastanza evocativo, cioè il volo, sorvolando, e sui particolari delle città, ma anche perché io sono tendenzialmente portato, sempre per quella faccenda di Boldini di cui parlavo prima, ad accennare, a non descrivere totalmente. Questo nella fattispecie non lo faccio quasi mai, però è riferito a Bologna. Non faccio mai una città che sia identificabile al 100%. Lì con la chiesa, eccetera, questa è la via Emilia, insomma è abbastanza identificabile. E allora, già che c'ero, ho usato i tetti rossi perché Bologna è caratterizzata da questi tipi di edifici. E questa strada che va verso l'infinito, che rappresenta poi anche la nostra vita, è una metafora delle nostre cose. Questi paesaggi che io riprendo dall'alto, qui domina invece, sono più tranquilli, sono più immobili, diciamo così, proprio per creare quel contrasto che mentre tu sei lì fermo, sotto, diciamo immerso nella quotidianità, devi correre veloce, tutto ti ruota attorno con una velocità impressionante. Se riesci a elevarti, se riesci un pochino a prendere le distanze, diciamo, da queste cose, un po' anche intellettualmente parlo, mentalmente, come faccio io con l'arte, e quindi sorvolando, ecco che tutto ti appare più tranquillo. Devo dire obiettivamente che io parto sempre da una fotografia, o fotografie che ho fatto io, o fotografie che magari trovo nel web, perché ormai, per dire, anche delle volte ho persone che mi chiedono di Brescia, clienti, vorrei che tu mi rappresentassi Brescia, e io non ho bisogno di andare a Brescia per cercare, dopo elaboro secondo quello che è il mio concetto, però parto sempre dall'immagine fotografica, perché cerco di evitare alcune cose, tranne che non abbia una commissione specifica che voglia che la rappresentazione sia quella. Io però nei miei dipinti faccio assemblaggi, aggiungo, tolgo, anche perché normalmente quando lavoro mi lascio molto trasportare dalle pennellate istintive, gestuali. Quindi un tipo di pennellata può richiamare, poi può richiedere un altro tipo di rappresentazione e quindi cambiare completamente l'aspetto. Non voglio avere vincoli, parto da un'idea, ma poi questa idea si modifica anche, parto da una foto ma si modifica. Anche poi per questioni di equilibri personali che io avverto, magari cambio un palazzo, cambio un colore, oppure un momento proprio, insomma trasformo tutto. Difficilmente le città, le immagini che riprendo sono identificabili con un luogo.
Il disegno per me è importante solo in certi lavori. In tutte le opere, in tutte le mie opere, il disegno viene utilizzato poco, nel senso che creo delle suddivisioni di spazi, però non vado a disegnare in maniera dettagliata, perché poi non seguo mai il disegno. Ripeto, sono pennellate che escono da sole, diciamo, e quindi influenzano poi in maniera differente tutta la... non ho necessità di questa cosa, seguo una traccia. Seguo sempre una traccia, seguo soltanto, diciamo, se ho una commissione specifica, uno mi richiede un determinato luogo, allora è ovvio che devi per forza tenerti a quel luogo, ma in realtà io mi lascio molto trasportare, la mano deve essere libera di vagare dove decide e dove la mente vuole che vada, perché a volte è anche una semplice collatura che scende, non la vuoi più cancellare, lì doveva esserci, che so, una parte raffigurata, ma siccome quella collatura è così equilibrata, è così bella, dal mio punto di vista, è chiaro a livello soggettivo, no, non la tolgo e quindi il disegno va per i fatti suoi. Allora, intanto io sono molto interessato e attratto anche dalla pittura informale, dalla pittura astratta, eccetera. A me piace creare delle opere figurative perché la mia indole è quella, ma creare lo stesso una commistione tra figurativo e astratto, dove in certe opere risulta più evidente, in altre risulta meno evidente. Ogni oggetto rappresentato, isolato da tutto il contesto, da tutto il resto, non significa nulla, non capisci. In parte anche questo, anche se è più figurativo, però io non vado a descrivere esattamente gli edifici in tutte le loro strutture, in tutte le loro cose. Qui le finestre, sono delle semplici pennellate veloci, non sono andate, e uno le collega per quello che sono, vedendolo nel contesto. Altri quadri, questo concetto è molto più evidente, ma per me è fondamentale soprattutto che la pittura non sia eccessivamente descrittiva, e il figurativo se no diventa stucchevole, diventa un'autocelebrazione, ripeto, con un virtuosismo inutile. Io amo il figurativo quando è evocativo, quando è un segno, come ritorniamo sempre a Boldini, ti fa vedere quello che non c'è. Ecco, questo qui è sostanzialmente la capacità di poter descrivere con pochi segni un paesaggio che ti circonda, e chi legge non si accorge, anzi a volte ti dice ma sembra quasi una fotografia. È una cosa che se poi dici, vai vicino e guarda e vedi e ti rendi conto che non c'è niente di fotografico.
questa è la mostra di Villa Morosini che è stata inaugurata il 18 di marzo e avrà una durata fino circa metà giugno. Non ha una data fissa precisa, però la villa è aperta naturalmente soltanto in determinate occasioni, le domeniche del FAI, perché fa parte dell'organizzazione questa cosa, e aprono ed è visitabile con guide eccetera. È una villa prestigiosa dove sono esposte opere soprattutto anche del 500, del 600 eccetera, una villa in stile palladiano. Allora, quando mi è stato proposto dall'ingegner Zerbinati, che ha curato la mostra un anno fa, ero un pochino perplesso, devo dire, perché insomma l'impegno per allestire una mostra di questo genere è notevole. È tutta una mostra site specific, perché sono cornici in stucco che hanno misure particolari e ogni quadro è stato fatto in rapporto alla misura che potesse essere perfettamente contenuta da queste cornici, che un tempo accoglievano delle opere molto più prestigiose di quelle che ho esposto io. Vedendola ho pensato proprio al fatto di utilizzare questi spazi con quei colori che nella mia mente, insomma, ho visto nelle ville palladiane lungo il Brenta. Quindi, seguendo il mio stile, a parte questi qui che sono sui cavalletti, che questi chiaramente erano già disponibili, ecco, ho pensato a un insieme di colori che si potesse armonizzare perfettamente con l'idea che c'era un tempo che si tendeva molto a utilizzare il colore, anche se noi adesso quelle ville le vediamo, e quei colori li vediamo nettamente più spenti, ma in realtà a suo tempo erano vivacissimi. Seguendo questo pensiero ho utilizzato dei colori brillanti, vivaci, eccetera, che soprattutto cercano di interpretare il sentimento, il mio stato d'animo del momento, eccetera. Ogni quadro segue una logica che può dipendere da fattori, la mostra si chiama altrove, proprio nel senso che rappresenta dei luoghi che poi questi luoghi hanno una funzione di essere rappresentativi di loro stessi, ma anche di uno stato d'animo, che è quello stato d'animo con i quali io ho inteso interpretarli. E quindi ci sono quadri che fanno riferimento a momenti attuali della guerra, senza andarla a dipingere naturalmente, perché io non voglio, sono sempre i miei soggetti, però utilizzando per esempio più colori giallo e blu, con schizzi di colore che contaminano gli altri edifici. Ecco, uno dei pochi che avevo a disposizione, che si adattava perfettamente alla cornice, è un quadro che è stato realizzato 2 o 3 anni fa in occasione di una mostra che doveva essere fatta, ma non fu fatta a causa del Covid, tutta interamente dedicata a Dante, ai 700 anni della... Allora ho utilizzato un paesaggio visto dall'alto, notturno, tutte luci che formano una stella. La Divina Commedia si conclude, diciamo, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. e con questo concetto io ho messo ho interpretato questa stella sulla terra anziché in cielo. E poi quadri che più di altri risultano essere evanescenti, liquidi, a seconda di quello che era il sentimento del momento. Ed eccoci all'Art Hotel All'Angelo. Si tratta di un luogo storico, famosissimo nell'ambiente, perché in questo luogo ebbero a soggiornare fin dai primi anni del secolo scorso tutti gli artisti che partecipavano alla Biennale, tutti quelli che risiedevano a Venezia
tant'è che la stessa Peggy Guggenheim, la famosa mecenate americana, fece arredare una sala che divenne praticamente il suo ufficio, nel quale si incontrava con gli artisti proprio per contratti, anche semplicemente per serate conviviali, ed era l'unica donna ammessa a queste manifestazioni, a questi ritrovi, no? Qui sono stati fondati dei movimenti, tipo il Fronte Nuovo delle Arti nel 1946, ed è anche stato sciolto qui, in questo luogo. È sempre stato gestito dalla stessa famiglia fin dall'origine, fin da quando lo rilevò nel 1927, la famiglia Carrain, e l'ultimo gestore è appunto Renato Carrain, che mi ha invitato proprio a questa mostra. Questa mostra, che come detto si intitola Altrove, ed è curata da Isabella Mura, sempre vedute urbane, ma con due novità, due particolari novità, due cicli, uno dei quali di vecchia data, iniziato molti anni fa, circa 20 anni fa, dal titolo Le pagine della memoria, e uno invece recentissimo, perché riguarda dei soggetti che non avevo mai affrontato prima, le Venezie appunto, soggetti particolari che mi hanno anche dato notevole perplessità inizialmente. È stato l'ingegner Zerbinati a chiedermi, visto che dovevo fare una mostra in questa città, anche e visto che il mio stile, la mia pittura riguarda appunto ambientazioni urbane, dire perché non far Venezia? Venezia è una città particolare. Ma di questo ne parliamo dopo. Il ciclo, diciamo, più vecchio, più presente, ci sono 4 o 5 opere, che viene anche prima di quello delle vedute urbane di cui abbiamo parlato, prende spunto da uno dei più vecchi ricordi della mia memoria proprio. Ho ricordo di una Vespa che aveva mio padre, che teneva in garage. Io l'ho sempre vista ferma, parcheggiata lì in garage, eccetera, non ho memoria di averla vista in movimento, e siccome negli anni 2000, quando è iniziato il nuovo millennio, che quelli della mia generazione ricordano bene, l'aspettativa che ci fosse stata, che c'è stata, insomma, in attesa di questo evento del 2000, perché per decenni, quando saremo nel 2000, no? Arriviamo nel 2000 e io invece mi guardo alle spalle, guardo cosa ci aveva lasciato in eredità il Novecento, ma cosa aveva lasciato a me. Il primo ricordo che ho avuto è stato proprio quello che ho voluto trasferire su tela, visto che, come ho detto, mi piace sempre rappresentare soprattutto quelli che sono i miei sentimenti, i miei stati d'animo, le mie sensazioni. Okay? Cerco di parlare sostanzialmente di me stesso. Le Vespe sono rigorosamente immobili, in netta contrapposizione rispetto a quelle vedute urbane dove tutto è vorticosamente in movimento, ma che comunque è venuto dopo, appartiene a un periodo successivo, non era programmato in quel momento. In quel momento esisteva questa mia intenzione di rendere omaggio al Novecento. Ecco, tutti guardavano al futuro, al 2000, e io ho voluto guardare al passato. Non per questioni nostalgiche, ma semplicemente per una mia voglia di omaggiare qualcosa che aveva, per me era stato fondamentale fino a quel momento, ha rappresentato la mia giovinezza e tutto. Ovviamente non sono state solo Vespe, ma Fiat 500, vecchi filobus, vecchi tram, tutta una serie di mezzi che ancora vediamo adesso. Ultimamente un pochino meno, le Fiat 500 ci sono quelle nuove, non quelle vecchie, ma i primi anni del 2000 c'erano proprio quelle. E sono tutti mezzi che rimandano la mente proprio istintivamente ad un altro periodo, un periodo che aveva altri valori, altri ritmi di vita. La nota critica di Isabella mi ha fatto proprio pensare alla differenza, mi ha dato questo input che fino a quel momento in tutte queste opere era presente un soggetto che catalizzava proprio l'attenzione di chi osservava, no? Era qualcosa su cui l'occhio poggiava immediatamente lo sguardo per poi andare a sondare il resto della tela. Quello che ha fatto notare Isabella invece, nella pittura successiva, quella dedicata ai paesaggi urbani, questo soggetto manca completamente e lascia praticamente una specie di disorientamento in chi guarda,
che poi è uno stato d'animo, una sensazione che probabilmente inconsciamente io avvertivo dentro, ma le sue parole me l'hanno fatto rendere palese. Sostanzialmente io ho sempre nelle vedute urbane di cui abbiamo visto tolto qualsiasi elemento che potesse dare indicazione oppure che potesse fungere da catalizzatore per l'occhio, che potesse attirare l'attenzione. Quindi anche in questi paesaggi non c'era un edificio che svettava sugli altri, che potesse aiutare proprio l'osservatore a focalizzare l'attenzione in un unico punto. E quindi spesso l'osservatore potrebbe trovarsi anche in difficoltà a non sapere cosa guardare, a non sapere bene cosa io abbia voluto rappresentare. Isabella ha scritto molto bene, io me lo sono sottolineato. È stato lo stesso artista a suggerirci implicitamente questo percorso, questo privilegiato accesso alle sue opere, non fornendoci intenzionalmente alcuna indicazione o punto di riferimento. Praticamente chi guarda non si deve spaventare, non è colpa sua se non si orienta, sono io che ho fatto in maniera che non riesca ad orientarsi. Successivamente ha scritto un altro passaggio che mi ha fatto sempre notare lei, che è proprio la realtà. Pini si pone come l'abile maestro d'orchestra, come il sassofonista che durante la jam session segue il ritmo e lo indirizza al tempo stesso, per poi lasciarlo fluire, allentando o ritraendo le redini all'occorrenza. Cosa significa? Significa che praticamente per togliere diciamo questo senso di disorientamento aiuto l'occhio con prospettive non totalmente delineate in maniera esattamente geometrica col punto fuoco e le linee che perfettamente tracciate con il righello seguono, perché sarebbe come allora mettere un soggetto direttamente, sarebbe soltanto un'alternativa, ma sono prospettive, diciamo così, come ha chiamato Cesare, giottesche, no? Un pochino intuitive, più che ben delineate. Questo serve a dare una traccia da seguire senza essere un'imposizione, ed è quello che ha colto. A volte mi aiuta anche invece con una semplice pennellata, con un semplice colore. Sotto i riflettori invece, riguarda questi soggetti messi in primo piano, le Venezie, che corrispondono praticamente all'altra faccia della medaglia delle vedute urbane. Se le vedute urbane sono assolutamente prive di un punto di riferimento, di un'indicazione, questo ce l'hanno fin troppo esaltato, no? In quanto Venezia, visto che mi è stato suggerito di fare, io non sapevo come realizzarlo, ho trovato poi delle fotografie sul web, fotografie che ritraevano alcuni dei suoi monumenti più famosi, tipo il Ponte dei Sospiri, perfettamente illuminato, lasciando in ombra tutta la parte circostante. Allora, vista quella fotografia, ho preso spunto da questo per rendermi conto che quella lì doveva essere la strada da seguire, la strada giusta, ideale per me. Di conseguenza cosa succede? Che invece di nascondere, come ho sempre fatto, ho reso in assoluta, ho esaltato, ho esasperato un dettaglio, un singolo palazzo, isolandolo dal resto, dal contesto. Se le vedute urbane appartenevano, cioè inquadravano un contesto, un insieme di edifici anonimi, qui è tutto il contrario. Un singolo edificio è esaltato lasciando invece il resto del contesto in ombra. Dal mio punto di vista è una chiave di lettura nei confronti di una Venezia altezzosa,
patrizia, aristocratica, ricca, ricca di storia, egocentrica, no? E poi possiamo aggiungere tutti gli edifici. E quindi il porla sotto i riflettori, esattamente come una star del cinema, della televisione, dello sport, della musica, credo sia un punto di vista che si differenzi molto dal rendere omaggio a questi monumenti a livello di cartolina, ecco, come spesso viene inquadrata a Venezia, viene ripresa a Venezia. Il mio timore era proprio quello, ed è sempre stato la mia grande paura, insomma, che dare importanza a un edificio importante, chiaramente immediatamente riconoscibile, trasformasse un'opera nella quale io mi dovevo riconoscere in un'immagine cartolina, che è quello che ho sempre voluto evitare. No, chiaramente non può essere qualcosa che possa preoccuparmi, come non può preoccupare nessun artista, perché è chiaro che l'arte, che è sempre comunicazione, ma non è una comunicazione come quella quotidiana, verbale, che serve chiaramente per doversi far capire, anche nei discorsi fra amici, al bar, eccetera. L'arte tocca tasti, corde all'interno della mente di ciascuno che sono insondabili e soggettive, estremamente soggettive. Basta una pennellata per dare la possibilità di immaginare a chi osserva e quindi fare creare il suo tipo di interpretazione, alla quale magari l'autore non ha neanche dato importanza. Una pennellata può essere casuale, può essere quello che vuole, ma nessuno può dire quale sia l'orientamento di chi osserva, cosa osserva, no? Che poi molto dipende l'interpretazione sempre anche dall'età, dalla cultura, dal luogo di provenienza, da un'infinità di cose. Cioè, voglio dire, un bambino di 5 anni che guarda un'opera la legge in maniera completamente diversa rispetto a uno di 15 anni. L'interpretazione non è mai quella cosa lì. Che poi bisogna anche distinguere l'interpretazione dal soggetto. Cioè, un quadro con una vespa, è chiaro una vespa, ma l'interpretazione che tu dai, cioè tu ti devi chiedere cosa rappresenta per te quella vespa, che significato ha per te, cosa ti dice, cosa ti racconta, no? Umberto Eco sosteneva proprio che ogni opera d'arte è una fabbrica di interpretazioni. La stessa persona può avere un tipo di interpretazione la prima volta che vede un'opera e averne una differente una volta successiva. Cioè pensiamo, io ad esempio, parliamo di cinema, no? Io ho visto alcuni film 3-4 volte, ma ogni volta vedo qualcosa di diverso, no? Facciamo l'ipotesi, a me piacciono certi film, tipo prendiamo C'era una volta il West, no? Di Morricone, un film fra i più silenziosi della storia del cinema. Sono soprattutto gli sguardi, i silenzi che parlano, no? E chiaramente tu, mentre segui la prima volta la trama del film, sei preso dalla trama, non noti queste cose, poi la seconda volta ti accorgi di qualcosa di nuovo e cambia la tua interpretazione, cioè tu puoi avere delle sensazioni completamente differenti. Queste cose qua avvengono normalmente nella pittura, no? Tu, a seconda di determinate tuoi momenti di vita, puoi leggere in una maniera una volta e in una maniera completamente stravolta una volta successiva.
Un'opera d'arte in sé per sé viene colta principalmente in prima istanza dai sensi, no? Attraverso i sensi. La parte razionale viene sempre dopo. Tu devi essere colpito a livello istintivo da qualcosa che ti può attirare e non sai neanche tu bene di preciso cosa. Ci sono opere che chiaramente ti danno un input per guardarle, per cercare di osservare di più, per osservarle meglio, e altre invece che cogli immediatamente tutto. Quindi non c'è una regola, non ci può essere una regola dal mio punto di vista. Di sicuro sono le opere più enigmatiche che possono permettere una maggior attenzione e quindi fare in maniera che la persona si soffermi di più. Le opere che invece tu cogli, i lavori che tu cogli immediatamente, nei quali capisci, ti sembra di capire tutto all'istante, è chiaro che sono quelle che poi per prime tu abbandoni. Guarda, sono almeno 2 secoli, da quando è nata la fotografia, che si diceva che la pittura era destinata a morire. Anzi, ne erano convinti i pittori stessi quando i primi esperimenti fotografici ebbero modo di venire a conoscenza a livello popolare, insomma. E loro stessi dissero, i pittori stessi dissero: ma a questo punto noi cosa stiamo a fare? Poi in realtà questo non è successo, è venuto il cinema che era la fotografia in movimento, e anche lì i fotografi a loro punto a quel momento hanno cominciato a chiedersi come potevano sopravvivere di fronte a una rivoluzione di questo genere, e anche lì non è successo niente. Ora noi dobbiamo considerare che la storia dell'arte ci ha sempre insegnato che ogni scoperta tecnologica, quindi oggi con l'elettronica, dobbiamo valutare che è qualcosa che si aggiunge, ma che non va a sostituire, perché in tutti i casi l'indole innata di ognuno di noi è quello che ti porta a creare poi un domani, un futuro artista che si esprime tramite quello che gli è congeniale, non quello che è obbligatoriamente la novità tecnologica più evidente, no? Ognuno trae le proprie sensazioni. Io posso essere attirato, sono attiratissimo dalle novità tecnologiche, ma io non sono nato con queste, le sto osservando ora, non dico imparando ad utilizzare. Ci sono altre generazioni che sono nate con queste, sono sicuramente più dentro alla creazione di opere eseguite elettronicamente, ma l'indole di un individuo che ami disegnare non potrà mai essere sostituito da un tipo di linguaggio che abbandoni totalmente tele, colori, eccetera. Fra l'altro il più popolare artista contemporaneo, quello che parla direttamente alla gente, che è Banksy, cosa fa Banksy? Banksy fa una pittura sui muri degli edifici urbani, no? Una pittura molto popolare, una pittura non particolarmente complessa né da un punto di vista tecnico né da un punto di vista concettuale, però che risulta perfettamente contemporanea, quanto parla un tipo di linguaggio che tutti riescono a capire, ok? Ma sostanzialmente questo tipo di linguaggio è un linguaggio molto simile a quello che veniva utilizzato anche 2000 anni fa con gli affreschi. E se andiamo a 40.000 anni fa, le pitture rupestri, le antiche pitture rupestri, erano eseguite da degli artisti, perché erano artisti, che sui muri delle loro case costituite dalle grotte facevano una pittura. Cioè non c'è quella differenza di 40.000 anni nel mondo dell'arte, esattamente come invece c'è nel mondo tecnologico. L'uomo ha avuto dei progressi esagerati, è stato sulla Luna. L'arte più contemporanea di oggi in qualche maniera si collega con la pittura di un tempo, per cui questo deve essere qualcosa
che deve far capire a quei critici anche che parlano della fine, che dovrebbero un pochino studiare la storia dell'arte. Fra l'altro anche, e qui concludo, il più grande artista del Novecento, il più famoso, è stato Pablo Picasso. Pablo Picasso ha fatto una pittura rivoluzionaria, ma la sua pittura rivoluzionaria prese origine dalle sculture medievali o primitive, adesso non ricordo bene, scoperte sui Monti Pirenei, più o meno alla fine dell'Ottocento. Lui interpretò, lui rimase affascinato da queste sculture e da quell'input di quelle sculture nacquero i primi quadri protocubisti, chiamiamo così. Le Mademoiselle d'Avignon sono state create dopo che per sua missione lui ha studiato le sculture primitive lì dei Monti Pirenei. E così hanno fatto anche tutti gli artisti successivi, molti degli artisti successivi che per guardare avanti sono andati indietro. Hanno tolto tutto quello che la pittura, la storia dell'arte post-rinascimentale aveva inventato, dalla prospettiva, dal chiaroscuro, dalla profondità, dalla terza dimensione, no? Matisse, cioè, hanno eliminato tutti questi cose, sono tornati a prima. Quindi l'arte, la storia dell'arte ci insegna, però non tutti chiaramente, scusate, non tutti gli artisti hanno guardato indietro, ci sono stati altri che hanno guardato necessariamente avanti, come Fontana, le sue stanze spaziali sono del 48, luce eccetera, hanno guardato sicuramente avanti, e anche altri artisti. Non esiste una regola, non esiste una tecnica. Torniamo da capo, l'importante è creare qualcosa che venga dall'interno, da dentro ciascuno di noi, e che sia completamente onesto, sincero, e possa quindi comunicare con la gente. Questo è il messaggio che io credo sia fondamentale per parlare un linguaggio contemporaneo.